Buonasera dalla redazione di Teleuropa Network, vedremo insieme di cosa parleremo oggi nel nostro TG. Dopo il gelo fra Scura e Oliverio, l'era di Cotticelli si apre all'insegna del dialogo. Ieri sera l'incontro a San Giovanni in Fiore fra il presidente e il commissario. Intanto la Santelli tuona su Scura e Guccione ironizza sull'incatenamento mancato del governatore. Fatta luce sulla faida della montagna che ha prodotto 6 morti in 4 anni, scoperti altri particolari sull'omicidio dell'avvocato Pagliuso di Lamezia, assassinato il 9 agosto del 2016. Esplosi numerosi colpi di pistola contro i capannoni della ditta Bartolini a Vibo Valentia. Il fatto si è consumato la notte scorsa e fa seguito ad altre intimidazioni che hanno interessato un'altra azienda ed un bar. 51 migranti di etnia curda sono stati posti in salvo a Torre Melissa nel Crotonese dopo che la barca su cui erano a bordo si è incagliata. La macchina della solidarietà è stata subito attivata. Cosenza si è svegliata questa mattina sotto la neve, scuole chiuse ma nessuna criticità per gli automobilisti in transito nelle strade cittadine. Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale dalla redazione di Teleuropa Network. Lo avete visto dai titoli. In apertura parliamo di sanità, di sgelo fra il commissario alla sanità e il presidente della regione. Incontro a San Giovanni in Fiore proprio fra Cotticelli e Oliverio. Facciamo sistema e la proposta di Cotticelli. Il governatore invece apprezza l'iniziativa ma resta convinto che il commissariamento penalizza la sanità calabrese. Intanto la Santelli tuona su Scura e Guccione ironizza sull'incatenamento mancato del governatore. Vediamo i nostri servizi. Il primo atto del generale Cotticelli, neocommissario alla sanità della Calabria, segna la discontinuità con il suo predecessore Massimo Scura. Dopo il passaggio di consegna ieri mattina a Catanzaro, nel pomeriggio Cotticelli si è recato a San Giovanni in Fiore per incontrare il presidente della regione Mario Oliverio. La linea di Cotticelli non prevede prove di forza, ma noi vogliamo fare sistema. Il nostro motto è fare sistema, tutti insieme. Attingere a tutte le energie buone, positive, che sono tantissime in questa regione, e insieme a quelle procedere al risanamento. Disgelo dunque tra governatore e commissario, come confermano le parole di Oliverio al termine dell'incontro. Ho apprezzato l'intento di costruire una fase collaborativa pur nella fermezza di una convinzione che abbiamo più volte espresso, che è quella di superare la gestione commissariale che nell'arco di questi anni ha prodotto una assoluta insufficiente risposta ai problemi dell'organizzazione dei servizi sanitari in Calabria. Purtroppo i calabresi che sono costretti ad andare fuori regione sono aumentati, i livelli essenziali di assistenza non sono garantiti, il debito è nuovamente aumentato. Siamo quindi in presenza di dati che confermano la nostra valutazione, una esperienza, quella commissariale, che è assolutamente fallimentare. La riduzione del debito resta l'obiettivo del commissario, che punta maggiormente sul pubblico. Di fatto si apre una nuova fase. Noi dobbiamo rientrare dal debito, signore, e dobbiamo privilegiare soprattutto il pubblico. Quindi noi una buona sanità compenetra fonde pubbliche e privato, ma sostanzialmente noi abbiamo un'esigenza pubblica. Se noi non rientriamo dal debito, dobbiamo aumentare le tasse, dobbiamo diminuire i servizi, cioè dobbiamo aiutare la gente. Le dichiarazioni di Cotticelli dopo il passaggio di consegne fra il neo e l'ex commissario non sono piaciute all'onorevole Iole Santelli, vicepresidente della Commissione Antimafia e deputato di Forza Italia,
che non le manda di certo a dire se dopo 8 anni e mezzo di commissariamento, dichiara la Santelli, dobbiamo aumentare le tasse e diminuire i servizi ai calabresi, significa che i soldi pubblici hanno preso altri rivoli. Chiediamo conto al neocommissario, ma anche all'ingegner Scura, di quello che è stato fatto o non fatto in 4 anni. Per la Santelli siamo al punto di partenza e quindi evidentemente qualcosa di grave è accaduto. Se Scura, sostiene ancora la deputata, ha smascherato le bugie del centro-sinistra, certificando come la gran mole dei debiti sia stata contratta nel biennio 2008-2009 durante la presidenza Loiero, quello che avrebbe dovuto fare l'attuale legislatura è l'uscita dal commissariamento, ma non solo, così non sarà. Si prospettano nuovi tagli e l'aumento dell'aliquota regionale dell'IRPEF. Un paradosso, sostiene la forzista, che si chiede inoltre che fine abbiano fatto i soldi risparmiati, visto che non sono state attuate nuove assunzioni di medici e garantiti farmaci ai cittadini. Poi l'affondo al governatore, che ritiene corresponsabile di questo sfascio, avendo nominato direttori generali bravi solo ad aumentare la spesa. Non meno pesante il PDSino Carlo Guccione, che dice è arrivato il momento di garantire una sanità che sia in grado di rispondere alle necessità di cura dei calabresi. Poi sottolinea come la situazione finanziaria dell'ASP di Reggio Calabria, sommata anche all'enorme contenzioso dell'ASP di Cosenza, potrebbe aggravare ancora di più il debito sanitario della nostra regione, che rischia di avere un ulteriore prolungamento del piano di rientro. Guccione elenca le carenze che penalizzano e non poco la nostra sanità, a cominciare dall'inefficienza dei servizi territoriali sanitari, per finire poi alla programmazione dei posti letto per acuti, che in Calabria sono meno del 35% di quelli previsti per gli ospedali hub e SPOC. Serve una forte sinergia fra l'ufficio del commissario e la Regione Calabria, dice l'esponente dei Democrat, creando le condizioni per uscire dall'attuale commissariamento. Mi auguro, conclude Guccione, che dopo aver dissotterrato le catene, la disponibilità al dialogo, al confronto e alla collaborazione da parte della Regione Calabria nei confronti del commissario Cotticelli sia fattiva e consapevole, e che tra le priorità ci sia quella di risanare i conti e il rispetto della legalità e della trasparenza in alcune aziende sanitarie e ospedaliere della Calabria, per costruire un sistema sanitario pubblico che garantisca ai calabresi il diritto costituzionale alla salute. Intanto in queste ore la Giunta, su proposta del Dipartimento regionale alla salute, ha adottato il primo decreto della nuova struttura commissariale. Il decreto riguarda le convenzioni con le strutture private accreditate. In sostanza, con questo atto sono stati revocati i precedenti decreti e prorogati al 28 febbraio 2019 i contratti in essere con i relativi tetti di spesa e di conseguenza le prestazioni che il sistema sanitario regionale acquista dal privato. Ciò permetterà di evitare interruzioni nell'erogazione delle attività e dei servizi sanitari ai cittadini calabresi. La cronaca adesso con l'operazione Reventinum, 12 fermi disposti dalla direzione distrettuale antimafia di Catanzaro ed eseguiti proprio dai carabinieri. Nel mirino degli inquirenti le cosche Scalise e Mezzatesta, in lotta fra loro per il controllo della montagna del Reventino. Nel corso della cruenta faida 6 omicidi in 4 anni, fra questi anche il delitto dell'avvocato Francesco Pagliuso, ucciso alla Mezia nell'agosto del 2016. Era il 9 agosto del 2016, quel giorno alla Lamezia Terme venne ucciso in un agguato l'avvocato Francesco Pagliuso. Era appena rientrato a casa, ma ad attenderlo c'era un killer. Il legale non ebbe neanche il tempo di scendere dalla macchina, venne investito da una pioggia di proiettili sparati dal sicario da distanza ravvicinata. Per l'omicidio dell'avvocato Pagliuso, lo ricordiamo, è stato già arrestato Marco Gallo, 32 anni, ufficialmente titolare di una società di consulenza, ma in realtà, secondo gli inquirenti, un killer professionista al soldo della cosca scalise di decollatura. L'omicidio si inserisce nell'ambito della faida tra i clan del Reventino in lotta per il controllo del territorio. La colpa dell'avvocato fu quella di aver difeso Domenico Mezzatesta, l'ex vigile urbano che insieme al figlio Giovanni uccise nel 2013 in un bar di decollatura Giovanni Vescio e Francesco Iannazzo, ritenuti vicini alla famiglia Scalise. 3 anni prima di essere assassinato però l'avvocato Pagliuso, come egli stesso raccontò alla sorella, venne portato in un bosco e minacciato da alcuni degli indagati nell'inchiesta Ravenna
Revenzium che oggi ha portato all'arresto di 12 persone. In quell'occasione l'avvocato venne accusato di non aver difeso adeguatamente Daniele Scalise, ma la condanna a morte di Pagliuso venne firmato dopo aver assunto la difesa dei Mezzatesta e il successo ottenuto in Cassazione quando la Suprema Corte annullò con rinvio la condanna all'ergastolo per Domenico Mezzatesta e il figlio Giovanni, escludendo che i due avessero premeditato di uccidere gli uomini della Cosca Scalise nel bar di Decollatura. E così l'avvocato finì nella lista nera della Cosca insieme a Gregorio Mezzatesta, fratello di Domenico, ucciso a Catanzaro il 24 giugno del 2017, una missione di morte portata a termine dallo stesso sicario. Il blitz è scattato nella notte tra la Calabria e il nord Italia. L'operazione Revenzium della DDA di Catanzaro ha portato al fermo di 12 persone appartenenti a 2 gruppi criminali in lotta per controllare la montagna del Reventino. Nel mirino degli inquirenti le famiglie Scalise e Mezzatesta, 2 clan nati dalla scissione del gruppo storico del Reventino. Un tempo insieme, poi, dopo l'attentato ai danni di Pino Scalise nel 2001, la scissione in 2 consorterie contrapposte in lotta tra loro per il controllo del territorio, che comprende Soveria Mannelli, Decollatura, Platania, Serra Stretta e zone limitrofe. Dal 2013 lo scontro tra gli ex sodali si acuisce. In 4 anni sono stati commessi ben 6 efferati omicidi, tra questi anche il delitto dell'avvocato lametino Francesco Pagliuso. Omicidi che sono maturati in questi contesti mafiosi, maturati all'interno di queste organizzazioni. Noi abbiamo potuto documentare in questo fermo anche il sequestro di persona che poco prima l'avvocato Pagliuso ha subito. È stato portato in una montagna incappucciato, è stata scavata una fossa con una ruspa, è stato messo lì davanti alla fossa, quindi voi capite dal punto di vista psicologico qual è stato la prostrazione, lo stress, l'umiliazione. E noi siamo riusciti a dimostrare, ad entrare fin dentro le viscere di questa organizzazione. Nell'inchiesta della DDA di Catanzaro dunque si ricostruisce lo scontro tra i clan, le estorsioni, gli attentati incendiari ai danni di alcuni imprenditori, gli omicidi. Oggi, al termine di complesse indagini, nella rete degli inquirenti sono finiti 7 presunti affiliati alla Cosca Scalise e 5 del gruppo Mezzatesta. Il lavoro di investigazione pura, di intercettazioni, che poi sono state anche confermate da alcuni collaboratori di giustizia che hanno sostanzialmente rafforzato quello che noi già avevamo provato. Ancora cronaca ci porta a Gioia Tauro perché c'è un nuovo pentito contro il pericoloso clan di 'Ndrangheta dei Piromalli. Il presunto solido muro dell'omertà che da sempre ha contraddistinto il clan dei Piromalli, potente famiglia della 'Ndrangheta nella piana di Gioia Tauro, comincia lentamente a sgretolarsi. Secondo indiscrezioni c'è un nuovo pentito o collaboratore di giustizia, si tratta di Francesco Trunfio, considerato affiliato al clan Piromalli di Gioia Tauro. L'ufficialità si è avuta nel corso del processo nato dall'inchiesta Spazio di Libertà, procedimento nel quale sono coinvolti i presunti fiancheggiatori della latitanza dei 2 boss Giuseppe Crea di Rizziconi e Giuseppe Ferraro di Oppido Mamertina. Ma questa presunta solidità omertosa intorno a questa dominante cosca della piana, con ramificazioni con altre famiglie dell''Ndrangheta riggina, calabrese e del nord Italia, era stata già minata da tempo da altri pentiti. Non si tratta di una isolata defezione dunque. Nel tempo si ricordano quelle di Arcangelo Furfaro, Marcello Fondacaro, Antonio Russo, Pietro Mesiani Mazzacuva e altri ancora, i quali hanno inferto colpi durissimi alla 'Ndrangheta della città del Porto. Nel corso dell'ultima udienza, il PM della Procura Antimafia di Reggio Calabria, Francesco Ponzetta, ha chiesto ai giudici del collegio del Tribunale di Palmi, davanti al quale si sta celebrando il processo, l'acquisizione dei verbali di Trunfio. Il nuovo collaboratore di giustizia non è un elemento di vertice del clan Piromalli, fanno sapere dalla DDA, ma conosce comunque dinamiche e i nomi dei componenti di una delle cosche più pericolose della 'Ndrangheta calabrese. Il gioiese sta scontando in questo momento una condanna a 14 anni e 8 mesi di carcere che gli è stata inferta nel primo grado del procedimento Provvidenza, operazione della DDA di Reggio Calabria contro la cosca Piromalli. Proprio mentre si trovava in carcere è stato raggiunto da una nuova misura cautelare per il tentato omicidio di Di Vincenzo Saverino.
Adesso ci spostiamo a Vibo Valentia, dove sono stati esplosi numerosi colpi di pistola contro i capannoni della ditta Bartolini. Il fatto si è consumato proprio la notte scorsa e fa seguito ad altre intimidazioni che hanno interessato un'altra azienda ed un bar. Una nuova escalation criminale sta colpendo Vibo Valentia in questi primi giorni dell'anno, con una serie preoccupante di atti dalla chiara matrice intimidatoria. Colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi ieri sera intorno alle 21:30 all'indirizzo della ditta di trasporti Bartolini nell'area industriale di Vibo Valentia, in località Aeroporto. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i colpi sono stati sparati da persone giunte a bordo di una moto con il volto coperto dai caschi, che si sono poi allontanati a gran velocità. I colpi di pistola contro la Bartolini seguono a distanza di appena 24 ore un identico blitz che si era consumato la sera precedente sempre nella stessa area industriale che, è utile precisare per meglio comprendere la sfrontatezza criminale, si trovano a poca distanza dalla sede del 14° battaglione dei Carabinieri. Gli analoghi colpi d'arma da fuoco in questo caso erano stati esplosi contro l'ingresso della ditta Edil Martirano e contro il tabacchino La Dea Bendata, situato lungo la statale 18, sempre nella zona che porta all'area industriale di Vibo Valentia. Sul posto, per gli accertamenti di rito, si sono portati i carabinieri della compagnia di Vibo Valentia, che hanno avviato le indagini con l'obiettivo di risalire ai responsabili dei gravi episodi. Un importante contributo all'accertamento dei fatti potrebbe arrivare dalle immagini degli impianti di videosorveglianza della zona che sono state acquisite dai militari dell'Arma. A Crotone adesso, dove 51 migranti di etnia curda sono stati salvati a Torre Melissa dopo che la barca su cui erano a bordo si è incagliata. La macchina della solidarietà è stata subito avviata. Arrestati gli scafisti. Viaggiavano a bordo di questo veliero che si è incagliato sulle coste crotonesi i 51 migranti di etnia curda soccorsi a Torre di Melissa, dove sono giunti all'alba. La barca si è incagliata a pochi metri dalla spiaggia, nei pressi di un hotel. Le urla hanno svegliato alcuni dei residenti della zona, che hanno messo in moto la macchina della solidarietà e dell'accoglienza, prodigandosi per trarre in salvo le persone. Ecco gli scatti realizzati dopo le operazioni di salvataggio, effettuate utilizzando anche un'imbarcazione in dotazione all'hotel per il periodo estivo, per portare al sicuro le 6 donne e i 4 bambini, fra i quali un neonato, che erano a bordo. L'hotel ha poi messo a disposizione la sua struttura per offrire le prime cure. Poi i migranti sono stati trasferiti al centro di accoglienza di Sant'Anna per le procedure di identificazione. Uno di loro al momento risulta disperso, anche se le ricerche proseguiranno. Intanto vi mostriamo anche le immagini dei 2 presunti scafisti, 2 cittadini russi di 43 e 25 anni arrestati in un vicino hotel dove avevano preso alloggio per cercare di sfuggire alla cattura. Eccoli mentre arrivano con i bagagli nella struttura alberghiera. Al portiere di notte i 2 hanno esibito dei documenti palesemente falsi e senza timbri di ingresso in Italia, tanto da fare insospettire l'impiegato, che ha cercato di prendere tempo assegnando loro una stanza, ma telefonando subito dopo ai carabinieri. I presunti scafisti sono stati processati per direttissima per favoreggiamento all'immigrazione clandestina. Nei loro bagagli i carabinieri hanno trovato strumentazione per navigare e denaro. Restiamo a Crotone, torniamo sulla sparatoria avvenuta proprio ieri nel quartiere Fondo Gesù, perché ci sono nuovi sviluppi. A 24 ore di distanza dalla sparatoria che ha sconvolto la comunità crotonese, il quadro è soltanto un po' più chiaro. Il Far West che si è scatenato nel quartiere Fondo Gesù è molto probabilmente l'effetto collaterale di un tentato agguato mortale da parte di un comando di uomini che, pur consapevoli del rischio di provocare una strage, sono entrati in azione per colpire il loro obiettivo. È caduta quasi subito l'altra ipotesi, quella di una intimidazione agli esercizi commerciali della zona. La modalità eclatante con cui si è svolta l'azione e l'orario in cui è avvenuta non combacia con un atto finalizzato a creare soltanto paura. Piuttosto agli inquirenti non è servito molto tempo per comprendere lo scenario dell'agguato. Il negozio di ortofrutta di fronte al quale è avvenuta la sparatoria appartiene a Mario Cimino, un pregiudicato coinvolto negli ultimi anni in diverse inchieste. L'uomo, da solo con qualcuno che si accompagnava a lui, potrebbe essere finito nel mirino di chi si è avvicinato al negozio a bordo di un Alfa Romeo scura, sparando all'impazzata.
Secondo quanto si è appreso, sono state 2 le persone a scendere dall'auto e a far fuoco, con una pistola e un fucile, 8 e 9 colpi, schivati a fatica dai bersagli. Fin qui la ricostruzione sommaria dell'accaduto. Resta il senso di sgomento, espresso anche dal sindaco Ugo Pugliese, per un fatto di cronaca gravissimo che ha messo in pericolo la vita di decine di persone. La zona, alle 13:30, era affollata come al solito. A 2 passi c'è l'autostazione, frequentata da famiglie, pendolari e studenti. Chi ha avuto la sfortuna di trovarsi sul posto ha cercato di nascondersi mettendosi al riparo dei negozi. I vetri infranti di un'auto in sosta appartenente a una dipendente di un call center, appena allontanatasi dalla scena, dimostrano che l'azione è stata tutt'altro che chirurgica e che solo per fortuna nessuno è rimasto coinvolto. Altre storie, altre notizie nei nostri 100 secondi di cronaca. Terminato con l'assoluzione di tutti gli imputati, a Torino un processo per presunte attività di riciclaggio di denaro proveniente da ambienti legati all''ndrangheta. La sentenza riguarda gli imprenditori D'Agostino e Cardillo, per i quali la procura aveva chiesto 6 anni di carcere. Altre 2 persone, un quinto imputato, patteggiò alla fine delle indagini preliminari. Un incendio, sulle cui cause sono in corso accertamenti, ha distrutto i locali adibiti a lavanderia del villaggio turistico Marlusa a Marina di Sibari. Indagano i carabinieri della tenenza di Cassano, che non escludono alcuna ipotesi. Le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco. È il terzo rogo in 15 giorni sul territorio di Cassano. 11 gradi per certificare le condizioni in cui è costretto a lavorare insieme ad avvocati e cancellieri. Il giudice della sezione lavoro del Tribunale di Vibo stamani ha portato in aula un termometro per misurare la temperatura dell'ambiente, dovuto ad un malfunzionamento dell'impianto di riscaldamento. Ha subito un fallo da un avversario di colore e ha reagito insultandolo con frasi razziste, parole che sono state sentite dall'arbitro, che lo ha subito espulso. Adesso gli sono costate 10 giornate di squalifica. Questa la sanzione presa dal giudice sportivo della Lega Nazionale Dilettanti nei confronti del centrocampista del Castrovillari, Simone Fioretti, per espressioni dal chiaro contenuto discriminatorio per motivi di razza all'indirizzo di un calciatore avversario. Contro la sanzione, la società del Castrovillari ha deciso di non presentare ricorso. Un esemplare lungo circa 2 metri, femmina di delfino, è stato recuperato nelle acque antistanti il litorale di Nicotera Marina. Nonostante le proibitive condizioni del mare, lo hanno portato sulla battigia. Dopo il recupero però il delfino è morto a causa delle già critiche condizioni di salute. La carcassa è stata affidata all'istituto zooprofilattico per stabilire le cause dell'accaduto. E Cosenza e la sua provincia questa mattina si sono svegliate sotto la neve, scuole chiuse, ma nessuna criticità per gli automobilisti in transito nelle strade cittadine. Per tutta la notte la neve è caduta copiosa sulle alture ma anche nel centro della città di Cosenza. Una breve tregua di prima mattina, poi di nuovo grandi fiocchi. Per fortuna solo qualche piccolo disagio per la viabilità e qualche negozio chiuso, ma tanta gioia da parte dei più piccoli che oggi non sono andati a scuola. Infatti sono state emanate ordinanze sindacali di chiusura delle scuole sia a Cosenza che a Rende, Castrolibero e Montaltofugo. Sospese anche le lezioni all'Università della Calabria. La neve ha fatto qualche danno nel centro storico Bruzio. Un vecchio albero si è abbattuto rovinosamente al suolo, ma non ci sono stati feriti, solo tanta paura per alcune persone che si trovavano sul posto. I vigili urbani e i carabinieri hanno temporaneamente chiuso la strada, anche perché necessitavano dei controlli ad altri alberi secolari che potrebbero subire la stessa sorte. Intanto, adesso ci godiamo il panorama innevato. Nel Vibonese adesso per una protesta di alcuni studenti che hanno incontrato il sindaco. Bambini e mamme insieme a Rombiolo. Sfidando freddo e pioggia hanno raggiunto il municipio per gridare al sindaco la loro contrarietà su come il comune sta gestendo i rapporti con il mondo della scuola. Quasi 500 ragazzi dalla primaria alla media che fanno di Rombiolo un centro scolastico importante. Sorpreso da questa protesta, il sindaco ha incontrato una delegazione di mamme ed alunne spiegando loro i motivi di quelle decisioni che hanno spinto alla manifestazione odierna. Meravigliato ho ricevuto questa mattina alcuni ragazzi che protestavano con alcuni genitori. Mi
mi hanno elencato quelle che erano le problematiche che loro lamentavano, cioè il fatto dei riscaldamenti a scuola, il fatto della mensa, del fatto dell'aumento del pulmino, problematiche di cui io non ero completamente a conoscenza, altrimenti la riunione che ho fatto questa mattina l'avrei fatta con loro. Abbiamo un consiglio Bebbi, un sindaco, un consiglio Bebbi che è stato costituito proprio per questo, per mettere a conoscenza le istituzioni, prima la scuola, poi il comune, delle problematiche. Io di questo non sapevo niente e si è passati subito allo sciopero, forse uno sciopero un po' fomentato politicamente, perché quello che si è scritto sugli striscioni, quello che si dice in giro non corrisponde completamente alla realtà. Noi abbiamo ritoccato la questione del pulmino, ma per una questione di adeguarsi alla legge, cioè coprire il 36% di quelle che sono i servizi a domanda individuale, e il pulmino è uno di questi. Noi spendiamo 60.000 euro l'anno per i pulmini, ne incasseremo 12. Fate un po' voi quello che è la proporzione di questo servizio che noi garantiamo su 22 km² di territorio, per portare i bambini a casa, quasi casa per casa, con il servizio che garantiamo a tutti, sempre. Pensate che il pulmino è da 30 anni che non viene aumentato, l'abbiamo portato da 6 euro a 12 euro al mese, 50 centesimi al giorno. Questo è l'aumento che ha portato tutto questo. Ed ora vi mostriamo l'Open Day della scuola media Pierre de Coubertin di Rende. La scuola secondaria di primo grado Pierre de Coubertin ha indossato l'abito più bello per accogliere i ragazzi delle scuole primarie chiamati a scegliere l'istituto superiore dove proseguire il percorso scolastico. Tante le attività programmate nei vari laboratori, quello tecnologico, letterario, scientifico, musicale, informatico e persino nella palestra, dove ad accogliere i più piccoli e a fare da ciceroni c'erano i ragazzi che frequentano l'istituto, pronti a spiegare ai loro compagni più piccoli perché scegliere la de Coubertin. Nei corridoi affollati, oltre ai giovani curiosi, anche i genitori preoccupati per questa difficile scelta. Dirigenti e docenti hanno presentato la ricca offerta formativa della scuola, aprendo le aule per far conoscere ciò che l'istituto è in grado di proporre ai futuri studenti. È un momento importante per le famiglie perché si tratta di scegliere una scuola che dia un'impronta di qualità al percorso formativo dei propri figli. La nostra scuola, oltre appunto ad offrire un corso di inglese francese, inglese spagnolo, inglese potenziato, è ad indirizzo musicale, quest'anno è anche centro di certificazioni Trinity, Cambridge e anche di certificazioni informatica IPASS. Sono più che soddisfatta, diciamo che tutti i docenti sono molto professionali, hanno un'alta professionalità e sono tutti impegnati a dare competenze di base che sono quelle che poi sono fondamentali nella vita. Sorrisi, sguardi confusi, mille domande, ma anche un ambiente familiare e confortante hanno illuminato e riscaldato un pomeriggio freddo e piovoso all'insegna della conoscenza e del saper stare insieme. È la cosa più difficile che ci possa essere, tenendo conto che parliamo di bambini che hanno 10 anni, quindi ci facciamo tantissimi pensieri, problematiche, però è giusto che ognuno di noi faccia la scelta migliore per il bene del bambino. È una scuola completa, familiare, nel senso che i figli si sentono a casa, ecco, si sentono accolti bene, questo è importante perché c'è un corpo docente di cui io sono fiera. Adesso vediamo le previsioni del tempo. Ben ritrovati da Meteo in Calabria. Temperatura in sensibile calo per il ritorno di correnti settentrionali di origine artica, ma il tempo con nevicate nelle prossime ore migliora dalla serata odierna. Passiamo ora alle previsioni in dettaglio. Domani migliora ovunque con cielo che si presenterà parzialmente nuvoloso, residui piovaschi sull'Ametino e Vibonese, con qualche fiocco di neve sulle serre e l'Aspromonte, ed occasionalmente anche sulla Sila a quote basse. Temperature in ulteriore calo e ben sotto le medie del periodo. Passiamo al comportamento di mari e venti. Domani mosso il Tirreno, poco
poco mosso o mosso lo Ionio, venti deboli o moderati di tramontana. Prima di salutarci vi ricordo come sempre il nostro sito web www.meteoincalabria.it e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Per oggi è tutto, grazie, arrivederci al prossimo appuntamento. Anche per noi è tutto, io mi fermo qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi, arrivederci.